E siamo di nuovo nuova qua. puntata, benvenuti. Stiamo superando un milione di persone. Ma un milione fuori dove? Ma che cos'è? Lo stadio? Ma neanche lo stadio, ma che cos'è? Per noi. Sai, cara Desiree, ho constatato una cosa. Constatato. No, dicevo, ho constatato una cosa. Constatato, si dice. Desiree, ho constatato. Non esiste constatato, constatato. Non è constatato, non sto constatando. E allora che Sto parola è? crostatando. Ma non esiste crostatato. Perché la puntata di oggi è sulle crostatine. Lo zio Gianni ha guardato lei. Cerco aiuto allo zio Gianni. Che c'entra crostatato? Che cos'è? Perché oggi la puntata sarà sulle crostatine. E che facciamo? La colazione? No, che facciamo? te lo No. faccio come un secondo piatto. Ah, un secondo piatto. Te lo Vabbè, immagini? cose Chi lo strane. dice che la crostata deve essere di pasta frolla È così. e non può essere di carne frolla? La cucina lo dice, le regole della cucina. Però io lo faccio di carne frolla. Ah, di carne frolla, che non esiste. E poi lo carne facciamo frolla. di zucca frolla. Lo facciamo? Facciamolo di Facciamo zucca con quello frolla. di carne. Prendiamo una bolla. Guarda, ora ti faccio vedere una magia che non ci credi. Dai, Guarda, fammi guarda. vedere. Ma bravissimo, veramente, guarda, incredibile. scioccante. Mi dai una Allora, posata? ti do una posata, sì, Una quindi posata. No, una posata. Così è posata, così non è posata. Dove mi vengono? Certe volte. Vabbè. Ecco, e abbiamo fatto questo. Poi prendiamo un uovo. Stiamo facendo nient'altro che il preparato per una specie di polpette. Dai, va bene. Ah, scusami, polpette. Poi prendiamo, se mi dai un altro cucchiaio, per favore. certo, a te. Te ne sarò grato. Prendiamo del formigiano. Conosci il formigiano? Il formigiano, Del... parmigiano, E un po' di pan gratté. un po' di pan grattè. Pan grattè. Ah, cos'è? Crostatine, quindi com'è che si chiama questa ricetta Crostatina strana? di carne frolla. Crostatina di carne. E dimmi il condimento. E che ne so? Alla norma. Ah, alla norma. Alla norma. Ottimo, quindi vedi. Riprendo questo cucchiaio e mi faccio spazio togliendo questo. Senti, ma questo quindi cosa vuole essere? Un antipasto? Cosa No, vuole questo può essere essere? benissimo un secondo. Un secondo. Ne fai più di uno. Va bene, allora senti, questo cos'è? Tritato di manzo? Sì, non lo vedi che è tranquillo. Zio Gianni. Aiutami tu, zio Gianni. Ti è piaciuto, zio Gianni? Cioè- Ti sapere in conferenza? Ti piace il desiderio? Tu e Giulia che sei con due desiderio? Avrebbe fatto una pausa, giusto? Desiderio. Non l'avrebbe detto tutto attaccato. Esatto. Va bene, allora niente, Ecco zio qua, Gianni. stiamo impastando. Che dobbiamo fare? Allora impastiamo quindi parmigiano di manzo, perché è tranquillo. Ora lo dico io, zio Gianni. Cos'è il parmigiano di Non manzo? lo so. Il parmigiano di manzo è bellissimo. Non ce la faccio più, ragazzi, me ne voglio andare. Non ci voglio stare più con te. Allora, l'hai tritato detto. di manzo. L'hai detto a mia Che hai madre, non messo? ci Hai voglio messo stare l'uovo? più Che hai col tuo messo? Mi fai fisico. perdere, che hai messo? Uovo, parmigiano, pan grattato e adesso andiamo ad aggiungere il E sale. un po' di sale, va bene. Quindi hai Un fatto pochino tipo il di condimento delle polpette, Praticamente giusto? sì. Praticamente sì. Praticamente sì. Mescoliamo per bene. Poi, dato che noi abbiamo le mani rigorosamente sporche, Infatti poi ci te lo stavo per aiuteremo con le dire, mani. perché questa è una cosa che tu generalmente fai con le mani in però, pasta. siccome devo fare un'altra cosa, non mi voglio sporcare prima di fare l'altra cosa. Prendiamo queste formine da Da crostatina. crostatina. E cosa facciamo? Dai, la voglio fare io una Mi dai crostatina. l'olio e il pennello. Il Dai, pennello l'olio e è il qua. pennello. Mettiamo un po' di olio qui, così, e spennelliamo in modo da ungere bene. Recuperiamo l'olio, così, e facciamo lo stesso lavoro con l'altra. Bene. Vedi? Bene, abbiamo fatto questo lavoro. Poi prendiamo il pan grattato, ne mettiamo un bel po' qui, abbondante, tanto poi lo recuperiamo. Facciamo così, guarda, e abbiamo foderato gli stampini. Bene.
Vedi? Col pangrattato, così. Col pangrattato. E voilà. Abbiamo foderato gli stampini. Prendiamo la carne, ci andiamo a dare una mescolatina con le Dai, mani vai che a dare ci una serve. mescolatina con le mani, Tanto sì. le mani sono rigorosamente Ma non è sporche. vero, non è vero. Non le laviamo chissà da quanto. Ecco, prendiamo il pubblico dirà: ma perché hai fatto tutto questo macinato se poi stai facendo una crostatina? E che fai? Ti serve per dopo? No, perché poi tutti quanti vogliono mangiare. Ah, è vero. E lei se lo porta pure a casa. Se me ne fai 2 stasera me ne porto a casa. Non i cucino botti, così, no? senti. E allora stiamo aprendo come se fosse una frolla, guarda. E la andiamo ad adagiare nel nostro stampo qua, così. Quindi facciamo come se fosse la pasta frolla Sì, praticamente, praticamente la giusto? trattiamo come se fosse la pasta frolla. Allora, È quello che fai, lo tagli col coltello. certo, lo mettiamo, dammi uno spelocchino. Facciamo così. Vuoi che ne faccio io una? Vuoi? O Sì, no? sì, certo. No, no, Ti no, fidi? la devi fare No. di zucca tu. Di zucca, va Tu bene. la fai di zucca. E intanto, però finiamo il procedimento di questa. Ok, allora, Così. quindi Così, togliamo l'eccesso con un coltellino. esatto. E a questo punto lo lasciamo così. Dovremmo fare una cosa importante. Cioè cosa? Che è questa di qua, guarda. Questo lo posiamo. Questo lo posiamo. Allora, come vedete abbiamo fatto questa formina, però dato che andremo a mettere un ripieno, se lo facciamo in cottura con il ripieno rischiamo di bruciare il ripieno, E allora che perché si lo fa? faremo alla norma. E quindi che si Oh, fa? quindi facciamo così, a casa chiunque ha un po' di fagioli, quelli secchi, sempre li abbiamo. Vabbè, sì. Mettete un po' di carta forno qui, mettete i fagioli qua dentro e lo infornate Ah, e gli date ok. una precottura. Dice a che Bene. servono A i che fagioli? servono? A non far gonfiare. Ah, ok, quindi la come carne, peso, sì? diciamo, come Così peso. ti rimane la conca in Bene, cottura. interessante capito? questa cosa. Quindi prendiamo i fagioli secchi praticamente, giusto? Sì. Li mettiamo per cui qui. questo lo andiamo a mettere in cottura, però come se fossero i fagioli, perché noi lo dobbiamo usare Ok, subito. in maniera va bene? che così rimane, non si gonfia, Facciamo diciamo. così. Nel frattempo andiamo a preparare il condimento. Dai, di per quella questa- crostatina. per Abbiamo detto quella alla crosta- norma. Alla norma. E allora, E allora? abbiamo qui la ricotta, La ricotta salata. Non si discute, no? Sì, sì. Poi prendiamo un'altra bowl, guarda, e andiamo a macinare questa zucca. Questa è zucca che abbiamo cotta in forno. Ah, l'hai fatta per in cui forno. non ha preso umidità, non ha preso niente. Ok. Per cui noi mettiamo questo, questo lo leviamo e ci facciamo spazio e andiamo a costruire una frolla. E come la Prima fai? di tutto schiacciamo tutto, lo faccio con le mani. Vai, va fallo bene? con le mani, è abbastanza Facciamo con le morbida mani. da essere No, schiacciata invece così? È Sì. semi-morbida perché mi deve fare proprio l'effetto di una frolla. Ok, quindi non proprio, diciamo, cremoso, un po' Esatto. grumosa. Brava, Deve brava. rimanere. Deve darti questo senso di appartenenza, capito? Ok. Perché per lei la zucca è un senso di appartenenza. Ma che c'entra senso d'appartenenza? Io ti vengo dietro per non farti fare brutta figura. C'è chi ha la zucca piena e chi ce la vuole. Non ce n'hai tu, sale in zucca non ce n'hai. Sale in zucca. Vabbè, allora, Ok, quindi abbiamo fatto questo primo impasto cotto così. in forno abbiamo detto perché è importante, perché non Perché trattiene acqua, non deve giusto? prendere umidità, Non deve perché se prendere tu la umidità. fai con l'acqua diventa, si riempie di acqua nella cottura. Ok, quindi la andiamo e poi un po' non ne puoi fare a schiacciare una specie di frolla. con le come mani, abbiamo detto. deve mantenere questo aspetto un po' Sì. così, un po' grossolano. Sì, come grossolano, diciamo noi, proprio giusto? Ok, ora che l'abbiamo fatto, facciamo una cosa, guarda. Andiamo a lavare la mano, così. Voilà. E andiamo a lavorare come se stessimo facendo che cosa? Una frolla. Una frolla. E cominciamo. Un po' di farina. Metti qua? Sì. Due cucchiai Questa è di farina 00, giusto? Sì, La normale. sì, come te. Scusa. Quanto sei Un po' di scemo. pangrattato. Come vedi stiamo mettendo degli ingredienti che diano abbastanza secchezza perché Che ne asciughino dobbiamo un fare po'. una frolla. Un uovo, Un uovo.
così. Ci dobbiamo mettere quello che va al primo piano. Qual è che va al primo piano? Se va al primo piano che fa? Sale, c'è arrivato. Insomma, cioè io non me l'aspetto. Che poi abbiamo detto, giusto? Sì, sì. Cioè non si dovrebbe chiamare sale, l'abbiamo detto tante volte. Vabbè, comunque. Perfetto, un altro poco. Del pepe, Pepe. dai. Brava, ancora un altro poco. Fantastico. Ok. È dolce nel fondo, un cucchiaio. Un po' di burro. Dobbiamo fare questa caratteristica della crostata. La crostata che è un impasto al burro, perché poi il burro raffreddando che cosa fa? Addensa. Che ne so. Addensa. Ah, adesso, ok. Ecco qua. E ora impastiamo prima con il cucchiaio, me lo dai il cucchiaio? Questo è il burro, questo è il Tieni. burro. E andiamo a impastare. Vedi? Così. Allora, zucca, farina, pangrattato, sale Esatto. e burro, Poi un po' gli di pepe. ingredienti usciranno tutti in didascalia, così vi dovete guardare se volete l'ingrediente fino all'ultimo della trasmissione. Quindi niente, questo è un impasto un po' particolare. Esatto. Il burro si scioglie così? Sì, si scioglierà da sé, Ok. capito? E dai, così, così. E questa è la base per un'altra crostatina, abbiamo Esatto, detto, giusto? esattamente. Però, come per magia, Sì. che tu ci creda o no, io Ce l'hai l'avevo già pronta? preparata e te la Va faccio bene, vedere. semplicemente questo, solo che occorre insomma lavorarlo un po' con un po' di Brava, pazienza, un po' di brava. cucchiaio, in maniera che Però tutti ci gli siamo ingredienti fatti l'impasto, si amalghino, si amalgasimano. amalgamino, si amalgasino, Non mi viene, vabbè. si algamino, ecco qua. Amalghimino. Ecco fatto. Io Allora. l'ho preso un po', l'ho ridotto, l'ho fatto e ti faccio vedere cosa facciamo subito, guarda. Questo lo mettiamo qui, mi dai l'olio? Eccolo. Mi sporco le mani d'olio, così, prendo un po' di questa Ok. e la metto qui, guarda. E andiamo. E facciamo lo stesso lavoro, andiamo a rivestire un po'. Esatto, abbiamo dato un po' la forma della crostina e ora pure lei. Mentre noi definiamo questo, vi diamo i consigli per i consigli. Ah, Dillo dai, tu, pubblicità, dillo tu. consigli per i consigli. In francese. Non lo parlo il Conseil francese. pour le conseil. Conseil Tedesco. per le conseil. Tedesco. Com'è? Strega del sud, sfraga. Strega del su. Ma che Strada. dici? Dai, pubblicità. Abbiamo fatto questo lavoro, abbiamo Ecco. creato la conca e lo mettiamo al Lo forno. mettiamo in forno. Che c'è? Era caldo il forno? Il forno era caldo. Allora, ora passiamo a fare il ripieno della norma. Sì, è la prima crostatina che abbiamo sugo, fatto. melenzane, così, ma Sì. se lo mettiamo così, sborda tutto, Esatto. bagna la Come allora lo noi dobbiamo facciamo, creare allora? il composto che è quasi come quello delle arancine. Quasi come sai? quello delle arancine. Sì, solo che non c'è la carne. Allora, Poi quindi. te faccio vedere. Accendiamo il pentolino. Prendiamo questa, la Eccolo. salsa. Prendiamo il cucchiaio. Questo di qua. Mettiamo della salsa per fare il ripieno. Così. A posto. Questo lo puoi posare. Mi dai le melanzane, le prendo io. Ecco, queste che hai Lo fatto, le metti quello là. fritte? Sì, sono melanzane fritte. Melanzane fritte. Lo Questo metti lo, quello lì, lo grazie. spostiamo, se no imballiamo le telecamere. Un pochino Allora, di sale nelle melanzane, così, nelle melanzane. melanzane. Non si dice melenzana. Melanzane. Un cucchiaio me lo presti? Si dice melanzana. Ecco. Diamo una mischiatina a queste melanzane, così, e da buona norma, che è una norma, che dobbiamo attenerci alla norma, Dobbiamo fare perché le c'è cose una normali. norma, per fare la norma facciamo la norma. Ecco qua. E mettiamo le Melanzane melanzane fritte all'interno di questa- inside the soup. del sugo. Yes. Le metti tutte? No, dopo. E allora qui andiamo a fare, però come vedi abbiamo, esatto, ti pare, no, è veramente la non professionalità. Avevo un languorino, Facciamo- ragazzi. C'è Gianni che sa con l'angolino, io veramente, guarda.
Ma zio Gianni com'era? Era un tipo di No, una brava Di persona. gusto? Mangiava? Mangiava. Mangiava? Sì. A proposito di Norma, sì, E da mangia. sì. Poi dobbiamo fare una cosetta, abbassiamo questo fuoco, poi guarda cosa ti faccio, guarda. Prendo questa scodellina, mi dai un cucchiaino? Prendo questa scodellina e metto metti? dell'amido di mais, Dell'amido? guarda così. Ah, questo è addensante, giusto? Brava. Ma questa ti serve per dopo? No, mangiala puttina, che dobbiamo dire, è così. Quindi, allora, E allora, scusa, mangia. Cosa faccio? Non ci metto dell'acqua, se no mi No, allunga il composto. no. Metto la stessa salsa metti un po' di salsa. nell'amido, così, così, e lo vado a sciogliere così. È tipo la salsa rosa, Esatto, quella dei gamberetti. bravo. Andiamo. Questo lo metto qua. È rosa, guarda. Abbiamo lavorato questo poco di amido così, si è sciolto all'interno e lo aggiungiamo qua, guarda. Il Lo cocktail di aggiungiamo qui, gamberi sì, hai il fatto. cocktail di gamberi. Non c'è più religione, ragazzi. Vabbè. Dice non c'è più religione, allora domani usciamo un'ora prima. Questa non arriva. No. Quello Allora, lo puoi trovare, toglilo proprio. senti, quindi stiamo facendo il ripieno della crostatina di manzo che abbiamo fatto Sì, ti prima. faccio vedere che stiamo creando come se stessimo creando Abbiamo una detto che marmellata. deve essere come se fosse una crema. Bravo, bravo. Giusto? Con l'amido di mais che è in sapore, in odore, però è un prodotto Ma naturale. senti, questa salsa com'era? Era condita? Sì, salsa di pomodoro. Salsa Questo di noi pomodoro. dobbiamo dire come si fa una salsa Ok, di pomodoro. condita, va bene. Melanzane fritte e un po' di amido di mais che Esatto. favorisce, E diciamo. poi che ci mettiamo un poco di un po' la ricotta salata, salata. la metti là, Qua la così, finisci così. no, No. la useremo ancora. Ma questo è per insaporire il ripieno. Ok, A questo punto, sì, a questo punto. che abbiamo creato questa situation, vedi, guarda, non c'è più quella Bella. salsa liquida. Abbiamo creato questo, spegniamo tranquillamente. Dobbiamo Che c'è? è normale. Mi viene fame mentre cucini, scusa, ho avuto tipo un calo di zuccheri. Cioè, e ti mangi moleggiane con zucchero. E c'erano queste che dovevo mangiare. Ti Ecco capita qua. a te? Io soffro di pressione bassa, mi viene spesso un calo Ma di zuccheri. come per miracolo, io che ce L'abbiamo l'ho, già fatto. ce l'ho già pronto. E come vedi, pronto? era già pronto. Guarda che bellezza. Ottimo. Non lo so perché c'ho il cucchiaino. Non lo so che che hai fatto questo cucchiaino. Boh, Può vabbè. essere Allora, bravo. guarda, allora sei previgente tu, l'hai presa apposta. Vedi. Buono, bravo. Prego. Molto buono. Allora, Allora, avanti. andiamo a tirare fuori i tortini dal forno Dai. e cominciamo la guarnition. Ecco qua, questa è la zucca. Vedi? Questo è quello di carne. Così. E andiamo a guarnire questi. Facciamo la norma. La norma. Mi dai un cucchiaio, un cucchiaino, va bene? Eccolo. E riempiamo questo così. Ah, che carina, guarda. Questo così. E diamo quel tocco che non può E mancare. finisci con la ricotta. Quindi crostatina alla norma. E lo andiamo a meraviglioso. rimettere in forno. E che fa? Praticamente si scioglie un po' la ricotta? Certo, dobbiamo far sì che si riscaldi. Sì, apri il forno, che caldo. Apri il forno. Vai. Si riscaldi la conza e si riscaldi anche la ricotta. E andiamo a preparare. Me lo dai l'altro spelucchino? Alla zucca, come la fai quella La alla zucca la Come facciamo fai? specchio e provola. Ah, specchia e provola. Capito? Ottimo. Ci sta. Fai della slide di provola. Questo pezzo è troppo duro, non lo metto. Ma com'è che te lo sei mangiato? Buona. Quella è la parte migliore. Così.
gli diamo un'altra sminuzzata, sminascifracata, vedi, così proprio grossolanamente. Poi prendiamo il bacon e facciamo, gli diamo un taglio così, così e così. Ottimo, quindi bacon e provola. Hai visto? Prendiamo il bacon e lo andiamo a mettere qui, a crudo. Poi prendiamo la provola. Provola. E l'ho provata già. No, provola, mettila. Provola. Dai. E Così. poniamo a me. Così. 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 E andiamo a mettere anche questa Inforniamo, in forno. inforniamo, dai. Dopodiché facciamo un piccolo... Quanto stanno in forno Ma loro? considera, dato che sono tutti prodotti cotti, a parte la carne che l'abbiamo cotta prima, in questa fase qua 5 minuti. In 5 modo minuti. che si riscalda bene il condimento della E la della- precottura invece quanto in Eh? forno? La precottura invece quanto in forno? Fai cucinare la carne, e anche il coso, saranno almeno 8 ore per la carne e 15 ore e mezzo per la 10 minuti, dai, 10 minuti. Allora, Ok, ricapitoliamo, abbiamo fatto una crostatina alla norma, per cui abbiamo fatto l'impasto del macinato come se fossero polpette, Esatto. capito? E poi abbiamo fatto la norma, che è diciamo una La cosa norma è siciliana. Allora, parla normale se è siciliana, no, sto norma, dicendo una scusa. cosa siciliana, che noi a Milano non facciamo, anche se abbiamo la scala, ma non facciamo la norma perché è siciliana. E allora si mette questa specie di succo, il succo di pomodoro, e si ci fanno le molenciane fritte, e poi si fanno tutte insieme. Vabbè, ragazzi. Si mettono una pigna terra, si ci mette l'amo di mais, Non si è capito proprio niente. Poi ti lamenti se le spiego io le ricette. Ah no, sono meglio di Jack La Furia, mi devi Sì, più sei proprio, bravo, guarda, veramente. più bravo. Allora, senti, come E invece siamo? le crostatine che abbiamo fatto, abbiamo messo la zucca in forno, l'abbiamo cotta, poi l'abbiamo spremuta a mo' di purea e ne abbiamo fatto il condimento della crostata. E ora andiamo a vedere cosa abbiamo Andiamo a fatto. vedere che Diamo la abbiamo pulita, fatto, dai. vediamo cosa abbiamo fatto e poi dopodiché facciamo Assaggiamo. l'assaggio. Adesso Pronti? tiriamo fuori dal forno le nostre crostatine, capito? Le Crostatine, sono di carne frolla Carne e crostatina di zucca frolla. frolla, dai, diciamo una nuova invenzione. Eh sì, così a noi ci piace. Una, attenta che è calda, eccola qua. E due, attenta che è calda. Attenta che è calda, eccola qua. E allora, noi dobbiamo fare una cosa adesso come la importante. impiatti questa? Aspetta. Come la impiatti? Prendiamo questi due piatti. Ora dobbiamo, perché noi facciamo le cose in diretta, Che non facciamo? le facciamo perché dobbiamo riuscire a sformare queste cose che sono caldissime, capito? E riuscire a sformarle toccando il pirottino caldo. Ci aiutiamo con il coltello così, cerchiamo di staccarlo. Vediamo un attimino. Ecco, perfetta Hai direi, visto? sai, E questo è bravo. All'altra, stesso lavoro. Calda? Sì. E questo. Ecco, meraviglioso. Senti, è un piatto E abbiamo fatto un po' due gourmettino tortine. se vogliamo, Così. o no? Si è sporcato un po' col piatto. Non si Niente, non doveva, vabbè. importa, non importa. E questo è. E Allora, abbiamo la senti, cosa norma, vuoi fare? La norma e la zucca. La norma e la zucca. Quale assaggio prima? Cosa mi consigli? Io direi la zucca che è più 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 delicata delicata. come sapore. No, no, la fai a triangolino, come se fosse una Ah, torta. ok, a ecco. triangolino. Così, brava. Brava. Cioè, pare che sta tagliando un osso. Mi è non sfuggito ce il coltello. l'ho. Dai, di secco, netto, ha preso il coltello giusto. Ok, allora. Allora, mi dica com'è, mi dica com'è.
Dai, è buonissimo. È buono. Va bene, una volta l'assaggio. Non Sai che ne ha di pasta frolla? Sì. Veramente? Mm? Sì. È una pasta frolla tipo alla zucca. No, Sì, non sai che non me l'avrei voluta chiamare così, sai? buona. E questa è una. Andiamo a questo assaggio. Te la taglio io, C'è amore? bisogno. Vabbè, Questo non taglia, comprali 4 Sì. coltelli. è giusto, questo. Basta, è finita questa. È monoporzione questa. Sì, ma deve... Significa Cioè, per non è uno. che posso salutare io, no, ma questo fatto del contratto. Daniela, dobbiamo risolvere questo fatto del contratto. È una Non è clausola irrisolvibile. possibile. È una clausola. Non lo puoi fare, non lo puoi risolvere. Crostatine di carne frolla alla norma. Per 6 crostatine, 500 g di macinato di bovino, 2 uova, 50 g di parmigiano, 50 g di pangrattato, ricotta salata quanto basta, sale e pepe quanto basta. Per il ripieno, passata di pomodoro già cotta, una melanzana fritta a tocchetti e amido di mais. Crostatine di zucca frolla con provola e bacon. Per 6 crostatine, 500 g di zucca rossa cotta al forno, 2 cucchiai di farina 00, 2 cucchiai di pangrattato, un uovo e 50 g di burro a pomata. Per il ripieno, 50 g di provola, 100 g di bacon e 50 g di ricotta salata.